secondo papà, è come fossi il terzo figlio, fai conto tu cosa perdo io. Una vita assieme, sentieri, in montagna, al mare, in collina, pranzi, cene, compleanni. Una parte di me, io oggi perdo una parte indelebile della mia vita. Poteva essere considerato così, proprio il padre di tutti. Poi noi anche avevamo un gruppo di amici molto uniti e quindi lo vedevamo spesso, lo trovavamo spesso e quindi le due parole non mancavano mai. Prima di tutto un padre, buono, disponibile e sempre pronto ad aiutare. Così nel giorno dell'addio viene ricordato Adriano Armelin, l'uomo ucciso la sera del 25 marzo scorso da Mohamed Boumaran, il 36enne marocchino che si è presentato alla sua porta, ora in carcere per tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Quella figura del padre che è stata ricordata anche da Don Giuseppe Nadal con la parabola del figliol prodigo, dove l'incapacità di perdonare è una delle chiavi di lettura. Molto più spesso siamo nei panni del figlio maggiore, bravo a lavorare, rispettoso delle leggi, ma senza cuore, incapace di perdonare. È questo che dispiace al padre, è questo che impedisce di essere tutti nella festa. Una morte barbara, ha detto ancora Don Giuseppe Nadal, di fronte a una comunità ancora sgomenta e che chiede giustizia, prima umana che divina. Non si apre più a queste persone, si ha sempre fiducia, si apre, ma invece non si può. Ormai cambia tutto, questo è il problema. Giustizia che sia fatta sempre, per tutti. Non voglio sostituirmi alla giustizia, ma che se rimane in carcere evita di fare dei danni ad altre persone indifese e innocenti come è stato Adriano. Oltre 500 i presenti ad abbracciare i figli Marco e Andrea, tra loro il sindaco di Pieve Stefano Soldan che ha proclamato il lutto cittadino, i colleghi dei paesi limitrofi, il prefetto Sidoti, il comandante provinciale dei Carabinieri Magro, il presidente del Veneto Luca Zaia. Grazie Adriano di questa testimonianza e mi viene da usare la tua stessa espressione, avergen degli uomini così, tradotto, che si possa avere persone, uomini buoni come te, avergen